Guardarle di certo non calmerà la tua crisi di astinenza. Anzi, la stuzzicherà, rendendoti più nervosa. L'ultima l'ho fumata ieri. Da oggi sono decisa. Basta fumare. E allora perché le guardi? Non le guardo. È la crisi d'astinenza che mi rende irrequieta. Non mentire. Non riesco a ricordare. Qualcosa mi sfugge. Cos'è che ti sfugge? Non so. Tante cose. Avevo 12 anni quando presi la prima cotta. O forse 14. La prima comunione. A 9 o 11 anni. Quando feci la prima comunione non invitarono nessuno. Andai da sola. Forse venne solo mia madre. In redazione hai il turno di pomeriggio. No, sono in aspettativa. In aspettativa? E cosa aspetti? Non essere cattivo con me, non lo merito. Scusami. Non volevo essere cattivo con te. Vorrei solo che tu non diventassi vittima di te stessa. Ma già lo sono, non vedi? Guardati intorno. Non mi importa più niente di come sono, di come vivo. Per me può andare tutto al diavolo. Come è andato al diavolo Mark. Scusa, non ti amo più, mi disse. E con noncuranza ha fatto fuori la poca allegria che lui poteva darmi. Adesso arrivi tu e vuoi risolvere tutto. Se non scopro cosa c'è dentro questa testa starò sempre male. Avevo puntato tutto su di lui. Avevo dimenticato mio padre, mia madre, tutto. Adesso mi ritrovo sola con i miei ricordi, incubi. E poi siamo sinceri, è tutta colpa dell'astinenza, perché quando fumavo... E fuma! Se sorridessi sempre in questo modo, faresti impazzire tutti gli uomini. Tutti gli uomini. Mio padre, Mark, tu. Questi tutti i miei uomini. Ero tanto pigra. Quando mio padre compì 70 anni, non ebbi la forza di comprare una camicia. Un pezzo di stoffa colorato che avrebbe rallegrato il viso di quel vecchio ritornato bambino. Vuoi restare qui tutta la vita a pensare a tuo padre, alle sigarette, a tutte le cose che ti sono capitate, che magari non sono successe a te, te le sei soltanto sognate. Esci, fuori c'è la vita, c'è la gente che ama, che vive, che sogna, che soffre, che muore. Mentre qui non c'è niente di tutto questo, ci sei soltanto tu con te stessa. Smettila, così non fai altro che allontanarti. Guarda fuori, c'è la vita, annusala. Vattene, non puoi capire. Così non puoi più continuare.
Adesso comincio a capire. Il dolore, la morte, la vita. Sono parte della vita. Peccato che sia solo un quadro. Sai, a volte anch'io vorrei tuffarmi, ma è solo un dipinto, un bel dipinto. Però anche tu sei strano. Voler entrare dentro un quadro. E chi non lo è? Ricordi come ci conoscemmo?
dorato, terso, grigio, 1000 pensieri, 1000 colori, 1000 sensazioni. Dovevo prendere tutto. Tutto tuonava di lungaggini dei mesi estivi, terso il cielo, baci consumati sotto il sole di novembre. Ho ricordato quello che mi è successo. Basta, basta con questi ricordi. Ogni giorno una novità. E non tormentarmi più. Yagi. Sono Yagi. Adesso ricordo. Yagi. Alberto! Mia madre, capisci? È Yagi. Avevo 10 anni e ho visto tutto. C'era sangue. Tutta la vasca era piena di sangue. E io ho visto Yagi. Di che aghi parli? Ma che stai dicendo? Poteva morire, io non sono stata capace di chiamare aiuto. Se fosse morta sarebbe stata tutta colpa mia.